Se Vicenza ha la sua Villa Rotonda, Padova ha Villa dei Vescovi, anche se non gode della stessa fama. Eppure gli ingredienti per diventare una grande meta turistica ci sono tutti. Pensata per essere la residenza estiva della curia padovana, è uno tra i primi esempi di cultura umanistica in Veneto. Ultimata nella prima metà del Cinquecento, porta la firma, tra gli altri, del noto architetto Giulio Romano ed è stata frequentata da grandi intellettuali del territorio, fra tutti Alvise Cornaro e il drammaturgo Ruzzante. Ma la sua importanza deriva anche dall'aver anticipato di qualche decennio il concetto di Villa Veneta, che sarà esaltato poi da Palladio. Ed è proprio qui, nei loggiati di Villa Vescovi, che si respira quella cultura che sarà poi all'origine della Villa Veneta e di cui Villa Vescovi, appunto, è uno dei prototipi. Qui è come se l'architettura parlasse con il paesaggio che la circonda e si fondesse al panorama, in questo caso i Colli Euganei. Dal 2005 Villa dei Vescovi è di proprietà del FAI che, oltre ad aver curato il suo totale restauro, si occupa adesso della sua promozione. Un vero valore per Padova e la sua provincia, che vale la pena di conoscere e far conoscere.